Il governo vuole varare e sta per varare due riforme molto importanti che hanno a che fare con la Costituzione. Da una parte il presidenzialismo e dall'altra parte l'autonomismo rafforzato, così viene chiamato. Adesso cercheremo di capire anche per il Friuli Venezia Giulia se ci saranno delle ricadute. Alla mia destra Barbara Zilli, assessore delle finanze per il Friuli Venezia Giulia. Buonasera a tutti, grazie per l'invito. Salvatore Spitaleri, coordinatore segreteria del PD regionale, a tutti. ma anche membro della commissione. Membro della commissione paritetica. Paritetica. Sì. Cercheremo di capire anche per i telespettatori che non conoscono che cos'è questa commissione paritetica e la sua importanza, e viceversa cercheremo di capire all'assessore delle finanze Barbara Zilli anche l'importanza di un autonomismo, quanta spinta ha dato durante questi 5 anni di governo Fedriga. Allora, a entrambi chiedo, prima di tutto, in questo inizio puntata, se presidenzialismo e autonomismo, un po' il tema che è venuto fuori oggi, sono in conflitto tra di loro. Zilli. No, non lo sono, è il momento delle riforme, io credo, in questo Paese, riforme rinviate da troppo e che sono necessarie, perché leggevo in questi giorni un sondaggio su una popolazione di un campione di 10.000 persone e il 90% di queste dice che le riforme sono necessarie, quindi si è tutti portati a dire che bisogna fare le riforme, ma qual è la necessità vera? È quella di far funzionare meglio lo Stato, e quindi le riforme servono prima di tutto a questo, a far funzionare meglio l'apparato statale, a dare migliori servizi ai cittadini e quindi a utilizzare meglio le risorse che derivano dal prelievo fiscale attraverso le tasse. Spesso quando però si tocca la Costituzione, soprattutto in questo caso col presidenzialismo, e sappiamo anche nel recente passato, non spesso è andata bene, ecco, perché tante volte ci sono delle... È vero, perché le esperienze delle bicamerali sono state delle esperienze che hanno visto un po' restare fermi al palo tutte le intenzioni. Io credo che sia questo il momento di mettere da parte tutti gli slogan, mettere da parte la propaganda e lavorare per costruire un'architettura diversa e migliore, o quantomeno più adeguata ad un paese che è cambiato rispetto ai tempi della Costituzione, quindi parliamo dell'uscita dalla Seconda Guerra Mondiale. Quel paese oggi è diverso, è un paese che al suo interno comunque rivendica diverse spinte di autonomia, perché non soltanto le regioni a guida leghista hanno fatto istanze di autonomia, ma anche l'Emilia-Romagna, e non solo, sono seguite anche altre regioni come la Campania, le Marche, per citarne alcune, che si sono collegate a questo treno e richiedono maggiore autonomia come regioni ordinarie. E questo è un segnale del fatto che cambiano i tempi. Ma se al tempo della Costituente si voleva garantire l'unità nazionale, oggi è tempo di riforme, e in queste riforme io non sono assolutamente contraria al presidenzialismo, anzi, però vorrei e preferirei che il bicameralismo perfetto, cioè le due Camere che sostanzialmente vedono gli stessi provvedimenti, fosse rivisto, e quindi che la Camera, il Senato, fosse davvero una Camera delle regioni, con meno rappresentanti, perché sul modello austriaco e tedesco i rappresentanti in quelle realtà sono quelli espressi dalle regioni, ma che diventano sintesi e anche, se vuole, una valorizzazione delle istanze di tutte le regioni. Oggi l'esigenza è quella di fare in modo che ci sia un regionalismo diffuso che è come dire, un meccanismo virtuoso per fare in modo che nessuno sia lasciato indietro, perché ovviamente le regioni che hanno delle difficoltà avranno garanzie da parte dello Stato centrale, ma l'obiettivo è creare responsabilità ai territori per gestire meglio le risorse e dare risposte anche, mi scusi, migliori ovviamente in questi termini ai cittadini. Chiedo anche la sua opinione, Spitaleri, perché su questo tema anche il PD ha parlato oggi, ieri, di Spacca Italia, e le chiedo anche la questione del bicameralismo perfetto che citava la guardi, Zilli. sul bicameralismo perfetto ricordo all'assessore Zilli che bastava il 4 dicembre di alcuni anni fa votare sì. Vi era un percorso virtuoso quella volta fatto dal centro-sinistra, un percorso che semplificava i compiti della Camera dei Deputati, che comunque costituiva un Senato, diciamo, a dimensione regionale, perfettibile, tutto quello che si vuole, però dove le regioni avevano propri rappresentanti e potevano interloquire in maniera efficace rispetto allo Stato centrale.
Su presidenzialismo e autonomia, qua sembra proprio una merce di scambio elettorale, anche perché è fatta in fretta. L'assessore Zilli ha ragione quando pone il tema della semplificazione, il tema della responsabilità, il tema di un'Italia che cresce nelle differenze. Il problema è che il disegno di legge Calderoli, fatto in fretta, fatto male, solo per uno spot elettorale, invece va proprio contro questi principi. Fatto solo Non semplifica, bisogna leggerlo bene. Sì, sì, bisogna leggerlo bisogna bene dare risposte a regioni considerare come la anche... Lombardia, e lei lo sa bene, e la Lombardia, l'Emilia Romagna e il Veneto, No, che infatti, dal 2017 hanno chiesto ed ottenuto un plebiscito popolare. Ma assolutamente, solo che la risposta che date, o meglio che dà il ministro Calderoli, perché per carità non facciamo generalizzazioni, che dà il ministro Calderoli è una risposta che in conferenza Stato-Regioni, dove ci sono i presidenti delle regioni, non è mai passata per un esame preventivo. Dove il meccanismo in finanziaria nazionale si prevede rispetto alla, come dire, ai requisiti, ai famosi LEP, cioè ai requisiti sulle prestazioni, che non ci sia un coinvolgimento della conferenza Stato-Regioni e del Parlamento, ma una cabina di regia ministeriale. Allora la riforma, l'autonomismo, un regionalismo moderno è essenziale al nostro Paese, però non in questo modo, non fatto spaccando come dire, proprio il fronte delle regioni, quello che dovrebbe essere il protagonista. Il secondo elemento, sul presidenzialismo, sembra veramente una merce di scambio all'interno della maggioranza. Siccome Fratelli d'Italia, che notoriamente è un partito centralista, deve farsi mandare giù l'autonomismo differenziato, la Lega gli cede il pezzo del presidenzialismo. Quindi lei manterrebbe comunque tutto lo status quo? No, il problema no, non è, ma le regioni hanno attivato il percorso del regionalismo differenziato, lo hanno fatto in maniera diversa, perché è vero che, come dire, anche l'Emilia Romagna lo ha attivato, però lo ha attivato per esempio su 12 materie rispetto alle 25 del Veneto. Perché? Perché il tema di devoluzione delle funzioni o è equilibrato rispetto alla tenuta del Paese o non fa altro che aggravare una crisi che non è solo istituzionale, ma che diventa una crisi di sistema del nostro Paese. Il presidenzialismo fatto pensando alla donna forte, e ho concluso perché alla donna forte, è un presidenzialismo che non tiene. Ma è per questo che io in apertura ho detto che è tempo di lasciare gli slogan e la propaganda, perché proprio Bonaccini, che oggi è candidato ad essere segretario del PD, quando portò avanti le istanze autonomiste della grande regione Emilia-Romagna, parlò anche di sanità all'interno di delle materie che dovevano entrare nella competenza della regione Emilia-Romagna, e oggi invece dimentica di averlo fatto. Insomma, io credo che sia necessario sgombrare il campo dalle questioni partitiche e provare ad immaginare se questa situazione, quest'Italia che noi abbiamo vissuto con tantissime crisi di governo, al netto delle parti politiche che sono state protagoniste delle stesse per troppi anni, oggi può essere all'altezza di compiere le sfide che sono diverse rispetto a 70 anni fa. E allora in questo senso credo che l'autonomia differenziata dopo 5 anni dal referendum di Lombardia e Veneto sia un dovere, e che l'autonomia differenziata non debba entrare nello scontro politico in termini partitici, ma che debba essere, se migliorata deve essere, migliorata in sede parlamentare, tutti gli strumenti ci sono, e che debba essere raggiunta, ecco, non la strada della bicamerale, perché è fallita troppe volte, ma che invece si scelga la strada prevista dalla Costituzione, che prevede una doppia lettura in sede parlamentare, una maggioranza importante in seconda votazione. Questo è ciò che ci chiedono i cittadini italiani, ci chiedono di poter far funzionare il Paese e quindi di evitare crisi di governo. Poi non è che il presidenzialismo viene visto perché oggi Giorgia Meloni è presidente ed è una presidente leader, no? Sì, sì. Noi l'abbiamo visto negli ultimi anni al netto di Giorgia Meloni come funziona
come funziona il consenso elettorale e le maggioranze elettorali. Credo che oggi sia necessaria una concertazione più forte con le regioni, e in questo Massimiliano Fedriga è stato bravissimo come Presidente della Conferenza delle Regioni, anche per istituzionalizzare questa cabina di compensazione, questo luogo di incontro che è l'unico in questo momento tra le istanze delle regioni e le istanze del governo. E devo dire che in Conferenza delle Regioni tutte le regioni si sono trovate sempre d'accordo sui provvedimenti fondamentali, quindi qualcosa questo vorrà dire. Sì, salvo su questo, salvo proprio su quello dell'autonomia, dove è la conferenza è spaccata a metà. Ma questo comunque, al netto delle posizioni politiche, è un tema sul quale è giusto che ci siano anche delle divergenze, perché è un tema fondamentale per la struttura istituzionale di un paese. Però dire no a prescindere, o dire che questo disegno di legge che spacca l'Italia, non è vero, perché ci sono i fondi, anche c'è un fondo speciale all'interno del provvedimento Calderoli, che di tutto si può dire di Calderoli, ma non che non abbia un'esperienza di tanti anni all'interno non solo della Lega ma dei palazzi romani, e che è sicuramente un ministro della Repubblica non promuove un disegno di legge finalizzato a, come si vuol dire, valorizzare soltanto il nord. Lui ha detto che l'Italia è un treno e che tutti i vagoni di questo treno devono poter marciare assieme senza deragliare. C'è un fondo, e ho finito poi, c'è un fondo all'interno di questo quadro che è sicuramente migliorabile, tant'è che deve essere approvato dal Consiglio dei Ministri, non è arrivato ancora approdato in Parlamento, dove il Parlamento potrà, e anzi io dico dovrà, porre tutti i correttivi del caso. Ecco, ebbene, c'è un fondo speciale destinato proprio anche ad eliminare il più possibile il divario, perché l'obiettivo non è quello di spaccare l'Italia, l'obiettivo è quello di renderla migliore. Il problema qual è, Spitaleri? No, il problema è che questa impostazione di Calderoli parte da un presupposto che è la spesa storica, che è una spesa molto diversa nel nostro Paese. E il problema è che appunto il requisito necessario, che è una capacità della Repubblica di garantire gli stessi servizi non solo in tutte le regioni ma all'interno delle stesse regioni, con questo provvedimento viene avocato in una cabina oscura e non al dibattito del Parlamento e non al dibattito della Conferenza delle Regioni. È necessario rafforzare le regioni, questo è evidente, è necessario sburocratizzare alcuni meccanismi. Questo testo di Calderoli e la fretta con il quale si vuole mischiare una riforma importante come la riforma sul presidenzialismo, cioè sul governo del nostro Stato, è evidente che nasconde uno scambio. Uno scambio evidentemente che non è alla luce del sole, alla luce del dibattito, ma è frutto semplicemente degli interessi di una parte. Allora, andiamo in pubblicità e poi continueremo a discutere. Pubblicità. Eccoci tornati in onda con Screenshot, puntata dedicata a un tema particolarmente dibattuto in queste ultime ore a livello politico, tra presidenzialismo e autonomismo, queste due riforme che il governo, che poi inciderà anche sulla Costituzione, sta per varare, ovviamente con tutti i passaggi che sono dovuti, non è escluso insomma, che si vada anche a vari referendum o a passaggi all'interno del Parlamento, però chiedo a Spitaleri, anche da membro della Commissione paritetica, se ci sarà per il Friuli Venezia Giulia qualche ripercussione e conseguenza, oppure siamo solo spettatori in questo momento? L'autonomismo, questo percorso è un percorso che riguarda le regioni ordinarie e noi, per fortuna, io dico, siamo una regione a statuto speciale. Ci sono due elementi che mi piace sottolineare, perché li avevo sottolineati anche, come dire, da tempo. Nelle funzioni che verranno trasferite o che è in progetto trasferire alle regioni, ce n'è due che a me paiono rilevanti. Uno è quello della capacità di fare accordi internazionali in materia economica, che a me pare, come dire, un elemento per una regione di confine come la nostra. Adesso qui ricordava giustamente prima l'assessore Zilli, dobbiamo parlare, come dire, in veste istituzionale e proiettarci a quello che è l'interesse della nostra regione, e questo è un elemento che secondo me
deve poter entrare in un'agenda futura qualora il percorso di autonomia differenziata proceda. Il secondo tema è un tema che noi non coltiviamo mai abbastanza, un po' perché non abbiamo gli strumenti, un po' perché è complesso farlo, che è il tema invece delle relazioni dirette con l'Unione Europea, che è un percorso, come dire, che potrebbe rendere la nostra regione, come dire, il centro focale anche di un'Euroregione che magari i cittadini vivono, ma le istituzioni in questo momento fanno più fatica a realizzare. Ecco, questi due elementi secondo me sono elementi, come dire, che possono dare una qualificazione importante. Mi è parso, tornando al tema della paritetica, mi è parso che in questi anni, anche in questi ultimi anni, i provvedimenti che la paritetica ha offerto alla Regione, al di là dei patti, ma quello sui contratti pubblici, quello rispetto alla come dire, all'IMU territoriale, chiamiamola così, che sarà oggetto, immagino, di un provvedimento prossimo, Assessore, no? Già fatto. Ecco. Sì, sì. E quello relativo anche a trasferimento di alcuni beni finalmente demaniali, perché il nostro territorio ha pagato in qualche modo allo Stato centrale anche queste servitù militari, servitù civili, ecco, danno il senso che ci sono strumenti di negoziazione che devono essere valorizzati. Ecco, l'autonomia io la leggo così, come la capacità di una negoziazione più forte. Di questo il nostro Stato centrale nei rapporti con le regioni ha sicuramente bisogno. Nel vostro mandato che vantaggi ha portato l'autonomia? Su che cosa avete agito con lo Stato? Noi l'abbiamo migliorata, sono dati oggettivi, l'abbiamo rafforzata, perché con la revisione dei patti finanziari che ho seguito insieme al Presidente Fedriga abbiamo prima di tutto dato introduzione ad un principio, perché dobbiamo spiegare brevemente che all'interno dei rapporti tra Stato e Regioni a statuto speciale ci sono dei negoziati che vengono stabiliti con cadenza temporale fissata, e all'interno di questi negoziati si stabilisce che cosa? Quanto la Regione a statuto speciale deve versare a Roma, le casse romane, a titolo di risorse proprio, come contributo al saldo della finanza pubblica, vale a dire per contribuire al debito dello Stato. E queste sono regole stabilite con il governo Monti, che noi, e anche prima, che noi abbiamo in qualche modo subito per molto tempo. La prima azione che abbiamo voluto compiere, che era figlia del nostro mandato elettorale, era quello di fare in modo che la nostra regione fosse più autonoma rispetto al passato, e quindi non più l'ultima delle regioni a statuto speciale, ma quella un po' più con l'autonomia più rafforzata. Abbiamo istituito all'interno di questo rapporto una clausola che prevede che le manovre unilaterali dello Stato di prelievo di risorse stile Monti, che tutti ricordano, non possono essere fatte ai danni delle casse della nostra regione e quindi sulle risorse dei nostri cittadini, finché non sono state richieste le risorse che storicamente il Friuli Venezia Giulia ha versato alle altre regioni a statuto speciale. Vuol dire, prima rimettiamoci un po' sullo stesso punto di partenza in modo equilibrato, quindi Regione Friuli Venezia Giulia versa quando le altre regioni, Sicilia, Trentino, Alto Adige, Valle d'Aosta e Sardegna, avranno versato quanto noi abbiamo già versato in passato, e poi potrei chiedere Stato anche a noi, e questo è un principio. In più abbiamo ottenuto anche delle aperture in termini di competenza, vedi quanto ricordava adesso l'Avvocato Spitaleri in merito appunto all'IMU regionale, che è una conquista di autonomia tributaria per la nostra regione, e abbiamo garantito per il prossimo quinquennio un risparmio di risorse pari a oltre 2 miliardi di euro. Vuol dire che sono risorse che noi non dobbiamo versare a Roma, ma che dobbiamo e possiamo tenere qui per gli investimenti. E questo è frutto della collaborazione istituzionale con lo Stato centrale, ma è soprattutto anche figlio di un provvedimento che la Giunta ha voluto e che il Consiglio regionale ha approvato, dove si è detto prima viene l'autonomia di questo territorio e poi vengono gli interessi di partito. In passato non è stato così. C'entra qualcosa anche la regionalizzazione della scuola, dell'ambito scolastico, allora, su questo? Il percorso che è iniziato in commissione paritetica era un percorso
rispetto Perché tanto si è parlato anche ai su questo disegni di tema. autonomia differenziata, a mio avviso molto più ragionevole e equilibrato, perché faceva riferimento a un tema organizzativo e a un tema amministrativo e non entrava evidentemente in docenti veneti, Sì, padani sì. o quant'altro. E uno dei, come dire, degli elementi di perturbativa di questa cosa è come dire, la spinta che i governatori leghisti hanno voluto dare a un percorso virtuoso di autonomia differenziata, caricandola con elementi identitari che invece che, come dire, consentire di riconoscere elementi di positività hanno di fatto irrigidito le relazioni Stato-Regioni. L'autonomia è, diceva giustamente l'assessore, è responsabilità, ma è anche responsabilità nella trattativa, responsabilità nel comprendere quali sono gli spazi da occupare. Sul percorso della scuola è un percorso che è iniziato, purtroppo i nostri ascoltatori sanno che la commissione paritetica segue drammaticamente le crisi di governo, per cui a ogni crisi di governo, mentre la componente regionale rimane salda, quella nazionale cambia, per cui si riparte. Però ecco, dico, rispetto proprio al tema istruzione, rispetto a le richieste di Lombardia e di Veneto totalmente, come dire, fuori anche da un equilibrio e i diritti di tutti i cittadini, il Friuli Venezia Giulia aveva iniziato, come dire, un percorso molto più orientato, tanto che come dire, viene anche addirittura da precedenti legislature rispetto a quest'ultimo. Senta, le chiedo l'ultima cosa, Zilli. Avere Lombardia e Veneto più autonome, questo rende anche un asse un po' più forte, quello del nord? Lavorando insieme a loro potrebbe dare più forza, diciamo? Io credo che avere anche una Sicilia che è già a statuto speciale più forte, cioè che funzioni però meglio, piuttosto che una Puglia che funzioni meglio, renda migliore l'asse intero, quindi, no? Perché noi abbiamo bisogno di non lasciare indietro nessuno, ma abbiamo bisogno che ci sia responsabilità nella gestione dei beni pubblici e delle risorse pubbliche. Laddove questo non c'è è giusto che intervenga lo Stato, ma l'abbiamo visto anche durante la pandemia. Se non c'erano le regioni probabilmente non avremmo ottenuto dispositivi con le tempistiche che abbiamo ottenuto, se non c'era una capacità di fare appunto questo ascolto dal basso che mancava in quel momento a Roma, molte esigenze non sarebbero state affrontate con i tempi giusti. E oggi, in un periodo nel quale dobbiamo mettere a terra tutte le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, le regioni sono fondamentali e le regioni devono poter gestire bene quelle risorse e quindi diamo responsabilità a chi si prende il compito di amministrarle, salvo poi chi sbaglia pagherà, ma abbiamo almeno individuato chi sbaglia in questo modo. Bene, saluto i due ospiti, buona serata a entrambi. Buonasera, Grazie a voi telespettatori, ci vediamo domani sempre con un screenshot, solita ora 19:45, grazie, arrivederci.